Ok, siamo, penso, in diretta. Siamo in tre posizioni differenti: Facebook, YouTube e Instagram. Oggi è il 4 di febbraio, questa volta l'ho detto bene perché l'altra live ho detto che era febbraio, invece era gennaio. Come state, ragazzi? Queste sono le mie dirette preferite perché non devo veramente prepararmi nulla. Ho qui qualcosa però che vorrei dirvi e che mi ero, diciamo, non preparato, ma mi ero appuntato questa volta, riguardo 1 al nervo vago. Molte persone me l'hanno chiesto, su c'entra, non c'entra nel dolore cronico, piuttosto che qualche esercizio sul nervo vago. Vorrei parlare di un post che è andato molto bene sulla mia pagina YouTube, pandemia di paura, cioè quindi il dolore è una pandemia di paura. E parlerò di questa parte. E in più vorrei parlarvi del tapping EFT rispetto a una pratica avanzata di tapping EFT che si chiama Optimal EFT. EFT ottimale. Diciamo che, ragazzi, adesso partirei direttamente su leggervi quel post che è andato molto bene qualche settimana fa e penso che racchiuda un po' tutto il mio lavoro. Se ci saranno domande penso che, riuscirò a vederle in chat. Questo è il nuovo software che ho, quindi sì, penso di vederle. Parto a leggervi questo post. Il dolore cronico è una pandemia di paura. C'è una frase che mi accompagna da anni, proprio questa. È una frase semplice ma abbastanza devastante per quanto è vera. Non l'ho capita subito, vi sto leggendo il post. All'inizio mi sembrava una provocazione, poi col tempo è diventata una chiave di lettura di tutto ciò che avevo vissuto, che continuo a osservare ogni giorno nelle persone che seguo. Io non sono entrato nel mondo del dolore cronico per curiosità o vocazione, ci sono entrato perché ci sono caduto dentro. Avrei fatto volentieri a meno di convivere per anni con dolori cervicali persistenti, con una pubalgia che non passava, con sintomi che cambiavano forma e posizione, con la pelle che parlava per me attraverso dermatiti e psoriasi, sintomi che oggi, lo so, non erano casuali. Da bambino avevo spesso problemi di pelle, mi ricordo un episodio alla cresima, ero praticamente ricoperto di dermatite. All'epoca nessuno collegava nulla. Si curava il sintomo come si fa sempre. Solo molti anni dopo ho iniziato a guardare quel passato con occhi diversi e ho scoperto una cosa scomoda ma liberatoria. Quella storia è comune a moltissime persone che oggi soffrono di dolori persistenti o sintomi cronici. Non tutti i sintomi fanno male, eppure fanno paura. C'è un errore enorme che facciamo quando parliamo di dolore. Pensiamo che debba essere per forza dolore. Ma non è così. Stiamo parlando quindi di sintomi variegati. Dermatite non è dolore, psoriasi non è dolore, ansia non è dolore, senso di sbandamento non è dolore. Eppure sono tutte espressioni dello stesso sistema. Un sistema che ha un nome molto chiaro, si chiama paura. La paura non è sempre cosciente, anzi quasi mai. Quello che senti tu nel corpo sono sensazioni che possono essere represse in automatico. Quindi qua stiamo parlando di una paura interna, profonda, antica, chissà da quanto tempo arriva questo segnale di paura. E quando è iniziato questo segnale di paura? Una paura che diventa l'ombrello sotto cui si organizzano tantissimi sintomi corporei. Non sto parlando di tutto, ma forse quasi. Sto parlando quindi non solo di dolori, ma sto parlando di variegati sintomi. Non parlo di tumori in questo canale perché voglio rimanere nel mio topic e in quello che penso fare abbastanza bene, quello diciamo del dolore cronico, perché ce l'ho avuto io principalmente. Non parlo di infezioni, non parlo di patologie acute o degenerative gravi.
Qua stiamo parlando di dolori cronici o sintomi persistenti nociplastici. Il mio campo quindi è questo qua. Quando mi chiedete qualcosa che va oltre quello che io posso, diciamo, sostenere, tendo a, magari, rimanere un po' superficiale, ma non perché io non voglia, in realtà vorrei veramente parlare anche di problematiche più gravi, però mi voglio anche salvaguardare da, pressioni, che già li ho abbastanza in questi anni sulla mia professione. Se parlo anche di tumori infezioni degenerazioni, diventa veramente tanto. Sintomi quindi che vengono sono spesso invisibili agli esami. Risonanze che sono quasi normali. Sto parlando quindi che ognuna di queste persone ha delle ernie o quant'altro, e sono quasi normali perché pensiamo che un'ernia, una discopatia sia qualcosa di necessariamente patologico, in realtà la maggior parte non lo è, a meno che non c'è stato un impatto. Un impatto parlo di un incidente o di una caduta, okay. Ci sono quindi diagnosi vaghe e una frustrazione enorme. La frustrazione di non riuscire a risolvere. Il corpo quindi diventa il contenitore di qualcosa che non si vede, ma pesa. Una frustrazione, una rabbia non espressa, solitudine, tristezza, senso di inadeguatezza. Ma molto spesso tutto questo inizia presto, nell'infanzia, nei primi anni, dai 0 ai 10. In ambienti dove non c'è stata una sicurezza emotiva sufficiente, dove non era possibile andare a esprimere con sicurezza quello che sentivamo. Il corpo quindi parla oggi perché la mente non ne può più. Il corpo non usa le parole, non può dirti ho paura, non può dirti mi sento in trappola, non può dirti non mi sento al sicuro o non mi sento abbastanza. Allora fa l'unica cosa che può fare, te lo fa sentire. E te lo fa sentire attraverso il tuo sistema muscolo-scheletrico. Quando noi sentiamo inconsciamente all'interno: "Io non sono al sicuro", stiamo parlando di problematiche proprio nociplastiche, che arrivano a diventare croniche. Quindi qui nasce un paradosso, un grande paradosso. Per curare il corpo dobbiamo ascoltarlo, non controllarlo. E adesso arriviamo anche a questo. La medicina moderna è diventata bravissima a dire al corpo cosa deve fare. Farmaci, protocolli, correzioni, nervi vaghi che devono essere stimolati. Addirittura ci sono oramai degli stimolatori, fatti proprio ad hoc per stimolare il nervo vago, che si mettono intorno alla zona del collo, nell'orecchio. Però qua ci stiamo dimenticando come ascoltarlo e qual è la sua radice, la radice del problema. Quindi quando non ascoltiamo falliamo, stiamo fallendo veramente, il risultato non arriva. Ma non perché siamo sbagliati, ma perché stiamo usando il linguaggio sbagliato. Quindi non sei rotto, non stai semplicemente reagendo. Questa è una frase che vorrei incidere nella testa di chi soffre, che non sei sbagliato o sbagliata, non sei danneggiato, non sei rotta o rotto. Se il dolore persiste o il sintomo persiste, c'è qualcosa che non è ancora stato ascoltato e non è stato ascoltato per molto tempo. Stiamo parlando quindi di un livello molto profondo del corpo e della mente. Molto a volte anche inconscio, ma inconscio non vuol dire irraggiungibile. Il primo passo è sempre lo stesso, non dire che il tuo corpo è danneggiato, perché i sintomi cambiano nel tempo, cambiano, variano nel contesto, aumentano o diminuiscono con lo stress, col caldo, col freddo, con le relazioni, col lavoro, con le paure e non paura. Una lesione strutturale non fa questo. Se voi cercate un qualcosa
che vi dica: "Questa è la mia ernia, questa è la mia discopatia, i vostri sintomi non fanno quello che una discopatia o un'ernia farebbe". Quindi un'ernia non cambia umore, una scoliosi non si sposta da sola. Il sistema nervoso però si adatta, sì. E quando una persona ha molti sintomi diversi, in zone diverse, in momenti diversi, la probabilità che il problema sia solo locale crolla. Il modello che quasi nessuno applica davvero, quindi è questo. Cioè, le linee guida lo dicono chiaramente, ogni problema cronico va letto su 3 livelli. Biologico, il corpo, quasi mai il problema, ma è lui la voce. Poi c'è il fattore o livello psicologico, emozioni, stress, parte cognitiva. Quale significato stai dando a questi sintomi? Cosa ne sai di questi sintomi? Cosa ti hanno spiegato e cosa ti hanno detto? Un problema può diventare cronico anche da una diagnosi non spiegata o da quello che hai capito di quella diagnosi. Sociale, questo è l'ultimo livello dei 3, quindi stiamo parlando del tuo ambiente, del lavoro, delle relazioni. Quindi questo famoso modello biopsicosociale, questo è raramente applicato davvero nella medicina. Un medico guarda solitamente il corpo, uno psicologo guarda solitamente la mente, un fisioterapista guarda come ti muovi, guarda anche il corpo, dalla superficie, guarda i pattern, mi muovo così e quindi questo è il dolore, la postura se vogliamo. Possiamo andare anche a parlare di altri professionisti, ma non sto andarli a elencare tutti. Quindi ognuno si specializza su una cosa. Quindi mettere tutto insieme veramente è raro e quando non lo fai inizi a girare in tondo e a girare anche il mondo, devo dire. Andate a Milano, andate a Firenze, andate a Napoli, andate ovunque, troverete dei professionisti che purtroppo guardano una cosa sola alla volta. Quindi la paura, che è una delle radici di quello che stiamo parlando, delle cause, non vuol dire essere quindi debole, non vuol dire che se hai paura necessariamente devi essere in allarme. Stiamo parlando di sovraccarico emotivo, che non è un difetto, è un sistema di protezione. L'ansia, il panico, il dolore cronico sono solo allarmi. A volte troppo sensibili, a volte mal tarati, ma non sono nemici. Negli attacchi di panico succede una cosa chiarissima: se rallenti il respiro rallenti la mente, non perché controlli quei pensieri, ma perché dai sicurezza al corpo. Non stiamo controllando i pensieri. Quando diciamo: "Svuoto la mente", se faccio la meditazione svuoto la mente. Non è così. Il corpo quindi non ha bisogno di spiegazioni razionali e andare a fare ulteriore psicoterapia per capire, no, le connessioni della mia infanzia con oggi. Sì, può servire, ma ha bisogno in questo momento il tuo corpo di sentire che non sta necessariamente morendo, che non è in allarme più, perché vive ancora nel passato, in una proiezione del futuro. Quando viviamo in paura siamo costantemente in allarme. Da quando probabilmente abbiamo iniziato a capire che c'era qualcosa da proteggere. E no, non si muore di attacco di panico, è il corpo che in questo momento sta gridando: "Ho paura, non so più come dirtelo". Quindi adesso bisogna tornare nel corpo. Meditare non significa diventare monaco, uno zen. Significa essere presenti, tornare nella centratura. Un respiro alla volta, un secondo alla volta. Inspirazione e espirazione. In quella pausa c'è una sicurezza. All'inizio senti solo del dolore,
poi noti che il dolore sale e scende, che non resta uguale, che non ti sta in realtà distruggendo. E quando smetti di farci guerra, qualcosa cambia. Il dolore è come maestro. Il dolore è un maestro. Lo so, sembra assurdo dirlo mentre che soffri, ma chi attraversa il dolore cronico ne esce. Ma chi ne esce spesso sviluppa una sensibilità totalmente nuova del corpo e della mente, devo dire. Quindi riconosce prima i segnali del corpo, i segnali di ho oltrepassato il limite di repressione e di paura e di preoccupazione. Quindi inizia a proteggerti, se vogliamo, meglio perché non va a reagire come prima, perché prima era diventato inconscio questo meccanismo, adesso piano piano diventa conscio. Metterai quindi dei confini, smetti di autosabotarsi o smetti di autosabotarti. Molti me lo dicono, questo me lo dicono dopo averli seguiti o dopo che hanno seguito insomma, dei miei video o un percorso anche gratuito su YouTube. Dicono: "Ora capisco il perché il dolore aveva un senso e ne sono fortunato ad aver avuto quell'esperienza. Non perché il dolore fosse qualcosa di bello, ma perché ha costretto a crescere, a cambiare." La paura quindi non si elimina, okay, non si elimina una paura così, schiocco di dita, ma inizi a rassicurare il corpo, a rassicurarti che non devi eliminare il dolore necessariamente per stare bene. Devi insegnare al tuo sistema nervoso, a te, alla tua mente, che è al sicuro. Quindi stiamo parlando di consapevolezza, di respiro, di movimento graduale, di ascolto del corpo e se vogliamo anche di affidamento. Affidamento che non devi fare tutto necessariamente da solo o da sola, questo percorso. Non sto parlando di affiancarti con un terapista, sto parlando di affiancarti a qualcosa di più grande anche del terapista. Quindi di un'energia universale che tu sei parte di quell'energia, siamo una cosa sola, non siamo separati dall'universo, non siamo separati da questo pianeta, non siamo separati dalla natura stessa. Quindi tu pensi di fare tutto da solo, da sola, perché ti sei scollegato totalmente, vivi in questo momento in una limitazione, perché l'ego ti fa vedere tutto: io ho un problema, io ho paura. Quindi il dolore ha una memoria, ha un'intelligenza. Dolore è sintomo. E quando smetti di combatterlo inizia quindi poi a fidarsi. Se sei qui, quindi non è un caso. E leggendo o sentendo queste parole probabilmente ti stai già aprendo a una possibilità nuova. E non sei solo, sola, non sei rotto o rotta e non è mai troppo tardi per cambiare. Il dolore cronico non è una condanna, è un messaggio e quando impari ad ascoltarlo, la pandemia di paura inizia lentamente a spegnersi. Bene, questo era l'articolo che avevo messo qualche settimana fa. Mi hanno scritto in tantissimi su questo articolo, probabilmente è stato sentito molto il fatto che questa è la pandemia di paura che stiamo vivendo, è una pandemia di paura, che non è finita con quella classica del 2020-2021, ma che sta continuando ed è andata ancora avanti e si ingrandisce, perché quando iniziamo a sentirci sempre meno abbastanza, quando abbiamo questa paura di qualsiasi cosa, anche del nostro corpo, delle nostre capacità, il corpo ti parla così, okay? Ci sono possibili traumi collegati ai sintomi, traumi che possono essere anche un passato stressante, ma non necessariamente, questo vuol dire che questi traumi ti hanno definito, okay, per tutta la vita. Possiamo modellarli, possiamo modellare l'emozione collegata a quei traumi, possiamo modellare le nostre credenze, possiamo modellare il modo in cui reagiamo allo stress. E tutto quello che noi viviamo nella giornata, poi non avrà più lo stesso stress.
Questa è una domanda molto, molto comune. Devo vivere sempre così, Alessio? Nonostante lo stress non cambierà mai, lo stress ci sarà sempre. Ma cambieranno le tue reazioni allo stress. Se non noti che vivi o nella paura o nella costante rabbia, e quella costante rabbia ti fa controllare qualsiasi cosa, e la paura anche, ti fa controllare tutto. Quindi guarda come controlli i tuoi sintomi, o come vuoi controllare i tuoi sintomi, o come hai paura dei tuoi sintomi, e nota cosa anche al di fuori del tuo corpo ti fa paura, cosa o cos'è che vuoi controllare. Noterai che in questo momento, o nel passato, hai vissuto con grandissima paura. Non essere abbastanza è un grande, 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 grande problema. Non sentirsi all'altezza. Io lo sono stato spesso. Quante volte ogni tanto lo sono. Quante volte mi dico: "Ma chi sono io per fare un canale di questo genere?" No, a volte penso che debba avere delle certificazioni in più di quelle che ho avuto, che ho fatto, più di corsi che ho fatto. Devo avere un certo status a volte, no, si dice: "Devo avere un certo status per dire certe cose." Ma alla fine ho notato che senza la paura, senza ascoltare la paura, poi sono andato a creare questo canale. I primi anni, devo dire il primo anno e mezzo, l'ho fatto praticamente a gratis. Ho fatto questo lavoro a gratis, perché tutti mi dicevano: "Ma sì, ma adesso perché non ti affianchi a uno studio di fisioterapia, no, sei laureato in terapia, trovati un lavoro in quell'ambiente." Eppure come potevo andare verso quella direzione, se io stesso ho avuto dolori cronici e non li ho risolti con la fisioterapia. Sarei rimasto sarei avrei avuto un rimpianto enorme e non sarei stato coerente poi con i clienti che seguivo, a dargli degli strumenti che secondo me non risolvono il problema. E qui infatti voglio parlarvi del nervo vago e, insomma, non dal punto di vista anatomico, perché quello lo potreste vedere in qualsiasi blog, su internet insomma, ma del perché spesso non funzionano quelle stimolazioni nel lungo periodo. Io stesso però ho iniziato a sentirmi molto meglio attraverso quell'esercizio con gli occhi, guardo a destra, guardo a sinistra per 60 secondi, quello che insomma ti metti in questa posizione qua e rilassi il corpo, no, quei 1 minuto, 2 minuti. Se non lo sapete qual è questo esercizio, sono sicuro che se scrivete nervo vago Alessio Veneziano esercizio, troverete qualcosa su Instagram o su YouTube. E quell'esercizio mi ha sbloccato veramente il collo, cioè la cervicale, questo anni e anni fa. Quando ho iniziato a capire che c'era qualcosa di relativo al sistema nervoso e non quindi al collo stesso, perché il sistema nervoso è ovunque nel corpo, okay, tutti i nervi sono il nostro corpo è ricoperto di nervi. Quando ho capito che però il collo ha iniziato a sentirsi meglio, ma in 1 minuto, in 2 minuti, senza una manipolazione, senza un massaggio, ho detto: "Qua forse c'è qualcos'altro." Quindi sono andato poi a studiare, sono andato a approfondire, no, sulla psicosomatica. Sono andato a approfondire con il lavoro del dottor Sarno, poi sono andato a approfondire con la psicologia, con con la con oggi anche la fisica quantistica, con la spiritualità. Un percorso che è durato e sta durando oramai anni, no, e si migliora sempre. Perché anche se inizialmente ho dato questi esercizi sul nervo vago e possono aver dato dei risultati, oggi a una prima persona che arriva da me e capisce che la sua problematica non è una problematica grave, ma una problematica di principalmente repressione di emozioni, quindi di paura.
questa persona vive costantemente in paura, che è arrivata questa paura da magari un trauma, un periodo stressante, capisce quella cosa, non cerca necessariamente un esercizio del nervo vago, perché non ha risolto. Non ha risolto. Non so adesso ragazzi se mi state scrivendo, ma io non vedo i commenti. Ah, forse sì? Sì, ho visto quello di Tiziana. Ehm, quindi paura, controllo, queste sono le radici. Non essere abbastanza. Io mi sono ribellato, ho pensato anzi di ribellarmi per un molto tempo alla medicina convenzionale, perché ero molto arrabbiato del fatto per cui le persone non venissero aiutate poi con i sistemi convenzionali. Forse perché all'età di 9, 10 anni mio padre, insomma ha iniziato a avere questa diagnosi di tumore e quindi poi da lì ho detto: "Ma com'è possibile che costantemente ogni anno, mio padre sta male e non migliora?" Quindi ho avuto questa sorta di rabbia contro quel sistema e da lì questo mi ha probabilmente, ehm, non dico traumatizzato, ma forse, e quindi da quegli anni ho iniziato a capire che forse la salute era qualcosa che dovevo io coltivarmi e non aspettare necessariamente il dottore di turno che mi dice: "Prenditi questa pastiglia, prenditi questo". E quindi lì però sono con la paura, di nuovo, ho iniziato a fare qualsiasi cosa che per me fosse salutare. Quindi stiamo parlando di yoga, ho iniziato già a 18 anni, a 17, anzi prima, qualche anno prima, quindi 18, avevo iniziato già a leggere molto sulla nutrizione, quello che trovavo su internet con dei libri in biblioteca, poi lo yoga a 18 anni, altre pratiche, come poi anche la fisioterapia, il Reiki, insomma in questi anni ho pensato addirittura di, poi specializzarmi in agopuntura, in medicina tradizionale cinese. Ma vedete che alla fine questo bisogna capire se è fondato questa ricerca sulla paura o sull'amore di quella cosa che stai facendo. E la maggior parte delle volte avevo capito che io tutto quello che facevo era fondato sulla paura. La paura di non arrivare, di non raggiungere, la paura di non essere abbastanza. Quindi quando mi sono laureato poi in fisioterapia, ho detto: "Beh, poi mi specializzo in altre cose", ma perché non mi sentivo abbastanza di risolvere una problematica di dolore cronico, semplicemente come ho fatto su di me, magari solo con la consapevolezza, perché pensavo che ci fosse sempre qualcosa che non andava. E invece oggi ho capito che forse mollare la presa, rimanere in consapevolezza sulle basi è la cosa migliore. La spiritualità mi ha aiutato tantissimo, anche come terapista, a capire che quando non abbiamo più voglia di, sbattere la testa contro il muro, cercare l'ennesima soluzione che guarisce tutto, lì c'è l'accettazione. Quando molli la presa e ti sei proprio stufato, molli la presa e dici: "Basta, non ho più voglia". E lì in quel momento, se vogliamo, muore l'ego, no, l'ego che ti fa continuare a dire: "Ma forse è la scoliosi, ma forse è quest'ernia, ma forse è perché non sono abbastanza, ma forse è perché bla, 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 bla". Quando dici: "Basta, ho finito le soluzioni", lì inizia l'accettazione, lì inizia veramente la guarigione, perché molte volte noi ci mettiamo di mezzo alla guarigione. Il nostro corpo sa come guarire, sa come fare anche, se vogliamo, il miracolo, ma non lo fa il corpo, lo fa quell'energia, quella consapevolezza, no, che ascolta una consapevolezza ancora più grande di noi. E noi pensiamo di essere il padrone, l'unico padrone del nostro corpo, ma qui stiamo parlando quindi che tu ti identifichi nell'ego. Quando vedo che certi clienti migliorano con meditazioni che sono mirate a lasciare andare, che sono mirate a
la connessione con qualcosa di più grande di noi e migliorano molto più velocemente rispetto ad altri metodi come, che ne so, la stimolazione del nervo vago, no, o la respirazione semplicemente. Quando migliorano così velocemente dico: "Cavolo, ma qui c'è qualcosa di più che non abbiamo ancora esplorato." La connessione con quella consapevolezza universale. E lì rimani in richiesta. Dici: "Okay, ho finito le mie soluzioni, sento dolore al collo, sento dolore allo stomaco, sento questo, aiutami." Rimango in presenza, rimango in ascolto. E questa è una pratica che si può fare ad occhi chiusi, ma si può fare anche ad occhi aperti. Questa Questo è lasciare andare veramente. Lasciare andare il controllo stiamo parlando. Non vuol dire lascio andare, non penso a quelle paure, o non penso al fatto che non mi sento abbastanza. No, perché quello, se non ci pensi, comunque rimane sempre inconscio rimane inconscio perché ci sono delle radici, questi traumi del passato. Quando noi pensiamo a traumi non pensate a un evento incredibile, no, pensiamo anche a un semplicemente una parola di una persona che vi ha detto di fronte a voi in un momento di debolezza. Quello può essere anche un piccolo trauma, no, "Non sei bravo" o comunque "Ma come parli" o "Non ce la farai mai". Tutte queste cose che poi voi ci credete e lì iniziano le radici del: "Non mi sento abbastanza, non sono in grado, non sono all'altezza". Ciao Matteo. Ehm, ciao Giorgia, grazie. E quindi questo è quello che volevo dirvi, cioè la radice di tutto è la paura. Vivere senza paura è possibile, perché non è che con la paura noi risolviamo le cose, sicuramente no. Dobbiamo capire la differenza tra paura e reazione automatica del corpo a qualcosa che potenzialmente ci può fare morire. Quindi se sei nella giungla è giusto che tu abbia paura, magari di notte, ma nella vita di tutti i giorni non siamo fatti per sentire questa paura. Non c'è questa possibilità. E qualora ci sia, okay, e tu metti in atto questa paura coscientemente, perché ora capirai che probabilmente con la meditazione lo capirai, che vivi 12 ore al giorno, se non di più, con la paura di qualsiasi cosa. E il controllo tra l'altro è anche paura, eh. Quando inizi a controllare questo, inizi a controllare quell'altro, si fonda sulla paura. Il sentirsi non abbastanza è fondato su una paura, la paura di non essere in grado, la paura di non appartenere. Io mi sono sempre sentito non appartenente a questa, diciamo, ehm, figura del fisioterapista, perché non mi sono mai sentito quello che dava gli esercizi fisici da fare e basta. E quindi ho avuto paura di non essere abbastanza, di non appartenere. E quindi non appartenere vuol dire voleva dire, chi sono io, no, se non appartieni, non ti senti appartenente a nessuno, a nessun gruppo, dirai: "Ma chi sono io?" Perché vedi gli altri terapisti che magari non hanno le tue stesse preoccupazioni. Per me è diventata una missione il fatto di anche solo una persona che capisce e poi mette in pratica con coraggio queste parole, per me è una soddisfazione enorme, enorme. Dall'altro lato devo essere bravo a non, diventare schiavo di questa cosa, perché ci si può arrivare, si può diventare schiavo anche di questa cosa, no, al pensare che: "Ah, devo essere il migliore terapista in Italia", no, su questa cosa. Qua non sono io veramente che guarisco o, aiuto al 100% una persona, ma è la persona che si apre ad essere aiutata, ma non da me necessariamente, ma da quell'intelligenza universale.
E qui non stiamo parlando di religioni, non c'è qualcosa che necessariamente devi credere. Non dobbiamo dargli un nome, Dio, Gesù, piuttosto che Buddha, anche se molte persone ultimamente si erano affacciate alla al buddismo, e io mi ero molto affacciato al buddismo, ma c'era un rischio che andavo a mettere da parte, probabilmente stavo andando a mettere da parte tutto il resto, che ho capito poi dopo. Adesso io metto tutto insieme: spiritualità e neuroscienza. Infatti la scienza secondo me è è indietro rispetto alla spiritualità, però è una prova. Quando dico spiritualità dico che se dovessimo chiamare Dio, no, come un qualcosa che possiamo studiare, la scienza può studiare Dio, però Dio rimarrà sempre più grande rispetto a quella scienza. O l'universo, questa coscienza universale rimarrà sempre più grande, ci sarà sempre qualcosa che noi non possiamo vedere, perché siamo ancora limitati. E questa ribellione che veramente sentivo molto forte, che ogni tanto ancora sento, quella ribellione della medicina convenzionale, del dire: "Ma voi non valete niente, no, cosa state dicendo cazzate, state" mhmm, comunque andare contro tanti medici, tante visioni, andavo contro. Ora per me non esistono neanche più quelle visioni. Prima dicevo: "Adesso devo aprire questo canale", questo nel 2022 o 21, "devo aprire questo canale perché devo fare sentire alle altre persone che c'è qualcosa di diverso". Ma l'intenzione qui non era quella di pace, di gioia, era un'intenzione, se vogliamo anche, di paura, perché volevo validare la mia quello che io avevo studiato, quello che avevo sentito verso di me. E quindi lì volevo anche controllare una sorta di outcome, di risultato. E noto questa cosa molto nei miei clienti. Vogliono subito il risultato, o non subito, ma lo sperano tantissimo, perché se vedono quel risultato capiscono che quella direzione è quella giusta. Però prima di veramente vedere quel risultato, a volte bisogna anche crederci, no, crederci che sei nella direzione giusta. E qui stiamo parlando un po' di intuito, no, l'intuito è qualcosa che si acchiappa dall'etere, un'energia che vola, no, nell'etere, e noi la prendiamo in consapevolezza. Quindi devi avere l'intuito che quello che stai facendo è giusto, senza necessariamente chiedere a 100.000 persone o fare 100.000 altri esami, perché dopo che hai fatto quegli esami che ti han detto che non sei in fin di vita, non c'è più nulla da fare. Perché il limite della medicina convenzionale è un limite rischioso. Quando tu inizi a prendere un farmaco, quando inizi a prendere devi capire che quel farmaco avrà una percentuale di non riuscita, c'è un effetto placebo, ti dà un effetto momentaneo di star bene, ma poi piano piano il corpo inizierà a capire che c'è qualcosa dall'esterno che lo sta riequilibrando e quindi lui perderà anche la sua capacità di di autoguarigione. Noi non abbiamo più la fiducia in quel caso, quindi non c'è più il lasciare andare, ma c'è il controllo. Devo prendere quella cosa perché mi fa stare bene. Oppure comunque di controlli ce ne sono tanti. E il controllo anche si basa anche sulla paura, giusto? Mi prendo quella cosa perché se il sintomo va così tanto su, io non posso sostenerlo. E questo va bene all'inizio, ma dopo che hai praticato anche solo un momento di silenzio di 3 minuti,
e ascolti, in quei 3 minuti ascolti come funziona il tuo sintomo, come si sposta. Lo inizi a analizzare, ma non che tu sei dentro quel sintomo. Inizi a osservarlo con curiosità, anche a sfidarlo se vuoi, perché dirai: "Basta, io non ho neanche più paura di te." Quel sintomo fa parte di te. Quel sintomo è uno specchio della tua psiche. Quando il sintomo è molto alto è perché c'è una grande paura. Ma quando il sintomo è molto alto, non vuol dire che in quel momento sei in completo stress, perché il sintomo arriva dopo un periodo stressante, dopo un trauma. Quindi inizierai a perdere totalmente la cognizione temporale del: "Mi sto stressando in questo momento, oppure mi sono stressato 2 giorni fa, 1 giorno fa e quindi adesso sto sentendo questi sintomi." Con questa meditazione giornaliera, anche di 3 minuti in silenzio, ascoltando il tuo respiro, ascoltando i tuoi sintomi, tu dirai: "Ma li ascolto tutti i giorni, non ne posso più." Ma non li hai mai ascoltati con questa lente diversa, la lente del: sento il sintomo, magari adesso non è a 10, magari è a 7, okay? Una scala 0 su 10 è a 7, a 6. Perché arriverà ad arrivare a 6, non sarà sempre totalmente a 10. Può essere che qualcuno ce l'abbia a 10 e magari semplicemente con quello che sto dicendo andrà a 7, a 8, perché inizierà ad avere fiducia, inizierà a capire la persona che è tutto basato sulla paura e quindi dirai: "Sfido adesso questo sintomo e lo sfido osservandolo." Osservando non controllo. Il sintomo inizia come una nuvola a espandersi, cambiare, a rinforzarsi, a rimpicciolirsi, di pochissimo. E in quei secondi tu stai facendo un qualcosa che non avevi mai fatto, quello del non controllare qualcosa. Pensaci nel giorno quante volte fai questa cosa, perché è molto raro, no, nella vita di oggi, di stare in silenzio e sentire. Io stesso, da terapista, non medito 3 ore al giorno. Se ne medito già 5, 10, sono già contento. Medito però magari con i miei clienti, insieme, col tapping. Una persona pensa di dover fare necessariamente una pratica meditativa per stare bene, ma ci sono tante altre pratiche, no, per esempio quella del tapping. Io ne ho scelte 2 o 3 nel mio metodo, che tra l'altro, se siete interessati e state guardando questa live via, TV, vedete questo QR code in alto a sinistra e lì potete scansionarlo col cellulare e andate sul mio sito web e lì troverete anche un'autovalutazione dei sintomi. Perché giustamente le persone mi dicono: "Ma, funziona quello che stai dicendo anche per un dolore alla schiena, o funziona solo per la cervicalgia, funziona solo per l'emicrania?" Ogni persona poi dice che pensa che il proprio problema sia irrisolvibile, perché non è possibile che lo stesso approccio funziona per ogni singolo dolore. Giustamente, anche questo anche a me mi è arrivato come dubbio, no, all'inizio, proprio all'inizio, quando il dottor Sarno parlava di mal di schiena, ma io avevo cervicalgia. E qui il non essere abbastanza ragazzi, e il sentirsi costantemente non all'altezza, o paure, pure variegate, vanno direttamente sul sistema muscoloscheletrico, direttamente. Che a te ti prenda la cervicale, che a te ti prenda alla schiena, che ti prenda la sciatica. Ci sono dei posti particolari dove magari col lavoro di questi illuminati della psicosomatica, riusciamo più o meno a capire la radice
di quello della paura. La radice della paura è, per esempio, nella zona delle gambe, la paura di muoversi, ma dal punto di vista figurativo, metaforico, la paura di muoversi anche quindi c'è una situazione nella tua vita in cui ti senti bloccato, non ti riesci a muovere, okay? Sulla zona della gola o del petto, la paura di non riuscire a dire qualcosa, o la comunicazione, o di non dire qualcosa. Di pelle, problematiche di pelle, dipende da dove arrivano queste problematiche di pelle, dove sono posizionate. Nella zona della parte pelvica, quindi c'è una parte diciamo più intima, il problema quindi del contatto con un'altra persona, o la perdita di un'altra persona, magari un partner, okay? Vado a leggere qualcosa. Ciao Alessio, bene che tu stia esplorando anche la dimensione spirituale, secondo me è fondamentale. Conosci Fagin? Ciao Angela. No, non la conosco, non la conosco. Dovrò vedere. Comunque la parte spirituale è molto, molto importante. L'ho capito magari solo adesso, ma non perché prima non lo fossi. E qua non stiamo neanche parlando di credente o non credente, quindi ogni persona può essere spirituale a suo modo. Ehm, Però aiuta, soprattutto in questa questa parte di Tapping EFT e Optimal EFT, che vi invito a leggere le differenze. Tapping EFT, stimolazione del corpo, su 8, 9 punti, e lì raggiungete quindi un livello di rilassamento direttamente con queste stimolazioni dei punti, che sono punti di agopuntura praticamente, meridiani. Invece l'Optimal EFT si fa attraverso la meditazione. Per chi mi segue, per chi io seguo, chi segue Neurobalance, ho messo nel bonus 3, nella zona dell'ultima parte del corso, una una un esempio di Optimal EFT. Quindi ma nelle mie meditazioni già su YouTube comunque potete intravederlo, no, la differenza di quelle ultime meditazioni rispetto a quelle di magari 1 anno fa. Sono più rivolte verso a raggiungimento, l'unione di una co di della tua coscienza con qualcosa di più grande. E in questa unione ti fa anche chiedere un aiuto, chiedi l'aiuto. Non so quanto tempo avrò, ma ho già parlato 48 minuti, ma mi sono avvicinato molto presto alla spiritualità. Vi dico brevemente come. Avevo 18 anni e uno dei miei mentori, 18, 19 anni, facevo yoga, e facevo yoga per me, per il mio collo, non perché lo yoga mi piacesse, ma perché mi aiutava, a mantenere i sintomi del collo bassi. Scala 0 a 10, il mio livello di cervicalgia era sempre costantemente a un livello di 4, 4, 5. Quando arrivava lo stress arrivava a 8, a 9 nei picchi. E lo yoga mi aiutava, però non mi aiutava mai a farlo scendere a 2 o a 1 o a 0. Lo mantenevo sempre a 4. E ricordo che uno dei miei primi mentori, Umberto, mi mi ha chiesto che anno di nascita, insomma il mio anno di nascita e dove fossi nato e a che ora. Mi aveva dato questo nome, che era in questo caso per me il mio angelo custode. In quel momento ero molto scettico, tra l'altro è giusto essere scettici ragazzi, secondo me, però open minded, cioè aperti di mente. Mi aveva detto: "Guarda, questo è il tuo angelo custode, quando avrai bisogno contattalo, ma contattalo con la tua mente, no, come se ci fosse una figura angelica da qualche parte". E ho iniziato a esplorare questa connessione, un po' per sfida, un po' per curiosità, un po' per insomma anche quando ne avevo bisogno. Ma inizialmente ai 18, 19 anni non avevo necessariamente qualcosa, insomma,
da chiedere, no, non avevo problemi esistenziali o qualcosa di molto grave, non c'era. Quindi tutte le cose che chiedevo erano molto banali, no. Ricordo che una delle prime volte che ho chiesto questo aiuto era quando ero in Portogallo con mio fratello. Avevo già iniziato a prendere consapevolezza e c'era una sorta di relazione con questo angelo custode che si chiama Daniel. Poi come lo vogliamo chiamare lo chiamiamo. In quel momento per lui Umberto mi ha detto: "Questo si chiama Daniel". Poi da dove arriva quel nome c'è si può fare un'altra live. Però nella mia consapevolezza avevo creato questo aiuto, no, che poi se fosse vero o fosse falso, io in quel momento, ho detto: "Proviamo". Comunque dopo 1 anno o 2 arrivo in Portogallo, con mio fratello per fare una vacanza. Siamo in una metro, in un treno e vedo mio fratello che inizia a toccarsi nei pantaloni, proprio in modo nervoso. E gli dico: "Ma cos'è successo?" No, e lui mi fa: "Ho perso il portafoglio." Ho detto: "Ma come hai perso il portafoglio?" E dentro il portafoglio c'era il passaporto. Noi eravamo in Portogallo, avevamo forse 4, 5 giorni davanti a noi, no, di vacanza. In quel momento ho pensato: "Ma cavolo, com'è possibile, no, adesso siamo appena arrivati, iniziamo a fare il primo giorno e perdi già i tuoi documenti", no, e lì mi è venuto in mente di chiedere a Daniel, questo angelo custode, di mettermi in contatto con questo portafoglio. Voi penserete che mi sono bevuto il cervello adesso, però è successo realmente, avrò anche avuto ho avuto anche decine di altri eventi, simili, poi nel futuro, ma questo qui è uno dei primi che mi viene in mente. Fatto sta che eravamo in metro, lui inizia a dire: "Ah, l'avrò perso, sarà qualcuno me l'ha rubato", e io ho pensato: "No, ma te lo sarai dimenticato dove abbiamo fatto il ticket, nel nella stazione, la stazione di Lisbona". Potete immaginare nel ticket, nella macchina dove fanno i ticket, self-service, quante persone nella stazione iniziano a girare, tantissime. E io ho pensato che l'avesse magari dimenticato sopra questa macchinetta dei ticket. Però capisci che con centinaia di persone che possono andare avanti e indietro a Lisbona, figurati se uno può pensare non l'avesse preso questo portafoglio, no, e poi anche dovesse averlo preso, poi magari l'ha buttato da qualche parte senza i soldi e senza i documenti, ma vallo a trovare. Quindi mentre che lui si impanicava, e poi finisco con la live con questa storia, chiudo gli occhi, mi metto seduto, entro in visualizzazione, mentre che chiedo aiuto, proprio: "Aiutami in questa situazione, Daniel", okay? Arriva e sento questa sorta di, ehm, gratitudine per averlo già fatto quello che stavo chiedendo. Fammi visualizzare, quindi nella mia mente, mentre che chiedevo l'aiuto visualizzavo portafoglio sopra questa macchinetta del ticket. E ho detto: "Adesso Dario torniamo indietro", Dario è il nome di mio fratello, "torniamo indietro e andiamo alla stazione, probabilmente è lì". Quindi mentre che io ho detto questa cosa mi son messo in visualizzazione, ho visto questo portafoglio sopra questa macchinetta, rimango in gratitudine, okay, perché ci credevo veramente, che se chiedevo senza aspettative, quindi io non avevo messo in quel momento non avevo quella paura "Ah vedi se adesso tu non mi dai questa cosa che io ti chiedo", all'angelo custode, "io non ti crederò". No, io ho preso la fiducia ferma al 100% che quella cosa che stavo chiedendo, fosse stata fosse ascoltata almeno. Poi se veniva risolta e manifestata meglio ancora.
ma quindi non c'era questa voglia di provare quella potenza, okay? Quindi a quel punto siamo arrivati lì, potete immaginare, tutta la marea di gente che andava su e giù, arriviamo alla macchinetta e quel portafoglio era proprio lì sopra dove l'avevo immaginato. Voi penserete che io l'abbia manifestato con la mia visualizzazione. Non lo so, o magari era già là e quindi ho avuto una botta di culo che nessuno l'ha preso, non lo so. Però questo mi fa, almeno voi non lo sapete, ma io sono molto al 100% sicuro che quello che avevo chiesto era stato realizzato. Posso fare delle live di 3 ore dicendovi ogni singolo evento che è successo poi, dai 18 ai 33, okay, ma questo mi ha fatto capire che c'era sempre qualcosa che mi aiutava e mi ha aiutato in tantissime altre situazioni. La cosa che è importante dire è che quando si chiede un aiuto a qualsiasi cosa, potete chiedere, pensate a Dio, pensate a Gesù, pensate a in questo caso per me Daniel, che è una sorta di, sì, è un angelo custode, è un tramite. Non dovete avere l'ego di dire: "Adesso però tu mi aiuti". No, no, io chiedo, rimango in gratitudine e poi se quella cosa deve essere risolta, perché io ho portato la consapevolezza nella vibrazione giusta, quella cosa viene fatta. Quindi nell'Optimal EFT proprio questa è il meccanismo, e quando sono venuto a sapere di questo Optimal EFT ho detto: "Ma cavolo, non ha s è proprio quello che in realtà, io già facevo", o comunque c'era già scritto tra l'altro nelle scritture antiche, anche nella Bibbia, no, nel fatto del, chiedi ti sarà dato, o quello della visualizzazione, o non aver paura. Tutte queste cose non sono nuove, però non le mettiamo in pratica perché non ci fidiamo. Okay, va bene, penso di aver finito questa live oggi. Angela dice, aspetta che ti metto, dice: "Cercalo, è uno scienziato che dopo un'esperienza spirituale ha sviluppato una teoria interessante sulla coscienza". Va bene, adesso me lo scrivo, Fagin. Ehm, Cos'è, un dottore? Un terapista? Ti ricordi anche il nome? Comunque, lo andrò a cercare. Per adesso è tutto ragazzi, tra pochissimo ho un cliente da vedere. Se avete domande scrivetele, se avete magari anche solo riferimenti a, ecco, magari terapisti o persone di questo genere in Italia che io possa anche intervistare nel mio podcast, che vi ricordo si chiama Neurobalance, lo trovate anche su Spotify. Magari riuscirò anche a intervistarli. Fagin non so se è ancora vivo, però, vediamo. Grazie ragazzi per avermi ascoltato per 58 minuti. Vi sono estremamente grato e onorato. Alla prossima. Ciao a tutti.